Allora, il Teatro Verdi per me è lo spazio dove ho allestito il primo spettacolo per il Teatro Stabile del Veneto. Questo fatto lo ricordo con molto piacere perché lo spettacolo è nato in maniera piuttosto rocambolesca, insomma. Ricordo che Bosetti si era appena insediato al Teatro Stabile come primo direttore del Teatro Stabile, mi chiama un giorno, io tra l'altro non avevo mai avuto modo di conoscerlo prima, mi convoca qua al Verdi e con il suo stile molto diretto, molto burbero per alcuni aspetti, ma tutto sommato simpatico, mi fa: ho visto la settimana fa un tuo spettacolo, vorrei che tu allestissi uno spettacolo per il Teatro Stabile. Scegli alcuni testi di Goldoni, però non tra i capolavori, ma i testi cosiddetti minori, scegliamo quale testo eventualmente fare per questa stagione. Torno a casa piuttosto contento e perplesso allo stesso tempo e partì a questo punto l'avventura del Chi la fa l'aspetta, un testo che ebbe poi un notevole successo con una compagine attoriale straordinaria. Questo è il primo ricordo.